Allora, Visti TV, siamo in diretta con Lucia Pala, che è Monza in India da tantos anni, insomma, che frequenta spesso Saida e ha tante cose da non contare, delle sue esperienze sua, dei terfachen, e insomma, siamo proprio curiosi di scoprire il tipo di vita asiatica, in questa forma di volontariato, in tutta questa religiosità, insomma, che comunque caratterizza l'attività sua in un ospedale, appunto, in un lebbrosario, in un bata lebroso, in una situazione veramente particolare che queremos conoscere. Ecco, Lucia, prova a non scontare a Saida, insomma, un po' qual è stata l'esperienza tua, come te che sei arrivata a questa missione, insomma, di ti prestare a questo ruolo sociale e religioso che si fa che ne come. Beh, io come tessimi indizi, io avrei sempre frequentato l'associazione cattolica e non spunia un entusiasmo, un desiderio di poter condividere questo con altre persone che magari non conoscevano il Signore, oppure che... Però a me questa cosa che mi affidai a me è la missionarietà. E sono stata fortunata che non si via che mi ha fatto carzetta giudiato, insieme a lei sempre appunto della missione, non avrei a te, non posso che in bici in questo circoletto, batta terra continenti che aspettano. E io non avrei battuto, ma io non conosco nessuno, un istituto missionario, io Bustiani, non lo conoscevo. E si mi ha introdotto a Sassari, che sono stata di Suppine. In casa suora non vini, io suore missionarie non ne ho conosciuto, ma dopo qualche nota stanno andando a Milano. Poi naturalmente frequentando il PIME in questo periodo, l'abbiate NND di infermiera, vi hanno io un po' in plus, l'hanno salvato da babbo mio, che hanno io la NND, la babbo noi assolutamente di accordo, questo distinto. Non fesa, che a Manneddo possiamo ansela, insomma, più o meno la stessa cosa, no? Non tanto di ma quasi questo. Ma bloccato per 2 anni ho fatto. Poi la ponata, ascoltate, io quando ho 23 anni, ho 17 anni, ma in 9 anni, perché non sto in 9 anni, quando la scuola 9 anni. E comunque è stata una guerretta per un'università e sono riuscita. Sono riuscita per il fatto che ho incontrato appunto che mi sosteneva molto Pietrina Crogo, questo lo devo dire, e tramite questo padre Romolo, che era in India, che poi devia tornare a Milano, non siamo spostati d'accordo, io ho sempre in contatto, anche chiusi, noi stiamo qui e io non sto qui. Comunque, il mio desiderio è servire la missione e a me piacerebbe molto lavorare con i lebbrosi, subito. Questo desiderio Bustiani mi l'ha posto, che hanno sacrato Don Pala, suo parente nostro, ha nato un film del padre Damiano, apostolo dei lebbrosi, che l'abbiamo visto in meta. E a me mi ha colpito tanto. A sappiate mamma che mi sono girata, l'ha parlato, ma se Dio mi dà questa grazia, a me mi riappiaga di servire tu saziente. E che io sono questo saziente, mi ha dato mamma. Cioè, servire il modo che serviva padre Damiano. Devi dare a queste persone che non queria niuno. E tu un desiderio che ti pone, sei giuristi, perché si tiene. Comunque quando sono entrata in comunità, io ho fatto, la madre mi ha chiesto, ha detto Lucia, quando vai in missione cosa vorresti fare? Ho detto, ma io vorrei servire i malati di lebbra. Va bene, dice studia, ho fatto lo studio di infermiera, sono stata in Spagna, ho fatto l'ebrologia e poi sono andata in India. E grazie a Dio, da Carlo Ennita sono con loro, li voglio bene, sono gente, naturalmente, è una vocazione nella vocazione. Il malato di lebbra non è facile, non è facile in senso che ti ha quasi, scusa la parola, quasi di brezze che hanno ido queste persone conciate in un certo modo. Però tu non ido nuda, ido queste persone, però l'aiutano. E io posso dire che mi hanno dato più loro che io, questa gente. Alla vivono in un modo bustiato, così rassegnato. In India adesso taglione, cioè
questa vita io giogai che è stata stato mago. C'è la reincarnazione, insomma. Reincarnazione. Ma noi l'iniamo, non è vero, non è vero questo. Caproite, Gesù Cristo è venuto e ha toccato sul lebbroso, l'ha guarito. Perciò non è vero che i Deus sono maledetti dai Dei. Io so giù che in incontro che sono maledetti dai Dei. E questa è una cosa che a noi non fa per niente male. Però con la vicinanza, con il nostro dedizione, naturalmente loro capiscono che sono persone. Non so se mi devo fermare, se no non mi No. È interessante su chi se nanne. Quindi come te voi rapportate che in questa credenza che hanno Isos che deriva da una religione che batte in India, insomma, chi sono in parte buddista, Ma noi sì, così, non battono cristiani. Cioè, dopo dei 20 anni e come sono dei mani, e dei 30 uomini che bisogna. Uno cristiano potrebbe essere due, uno. Sono tutti indù e musulmani. Ma sa cosa che ha che tu che perché tu mi fai questo? Chi lo rigettano sono parenti, lo rigettano sono esortizzano, lo rigettano. Io dico, secondo te perché lo faccio? Perché mi dai soldi? No, Sor Lucia, non ti do paesaggio. E allora perché lo faccio? Lo faccio perché? Perché a tanto millenaro. Non che Buddha me l'ha nato, no, lo hago. Io penso da una educazione che mi ha insegnato il battere in Gesù Cristo che era veratore, e tu sei incluso in questo, siamo tutti fratelli. Non sei solo me, io sono cosa allegra. No, siamo tutti fratelli e tutti sicuri. Perciò questo fa colpo, Cristiano. Certo. Non è che il giorno dopo ti dico dammi il battesimo, ma non vi lo do neanche. Però quella cosa di dire, ecco, non sono più quel maledetto che Cioè, abbiano un rapporto diverso proprio, insomma, però questo dipende pure che tu sei due via al missionaria, sei missionaria come religiosa, ma vieni missionaria come persone, Luci. Cioè, il rapporto tuo è doppio che in questa sente. Anche come persona, non come religiosa, vabbè, il Signore mi ha dato questo dono di consacrarmi, ma anche la scelta, è una scelta. Si scelta, che non tutto. Io sono primo lebbroso capuisto, mi bimbergente, che è tutto la gamba che aveva da passare, è tutto prendere di verde. Io mi sono un po' poi mi sono riavuta, ho detto no, l'annato che queria scurare, come fare? Però ti dico che ci è voluto stomaco, ma da quel momento io non ho più avuto nessun rigetto per i miei pazienti. Commenti chi sono, diciamo, gli ospedali di riguardo dove ho fatto la scuola. Per me sono persone normali, persone che sono conciate, per cui tu tieni in ulcera, che in reazione, che giucano, i pori, i bacilli escono fuori dalla faccia. Ma tu non vedi, scusa, cioè, su chi ti muove, te con affetto, con amore, venare, essere una persona umana, che è uguale. Quanto ricoverato Razel, Luci, in cui? Quante persone si chites più o meno? Noi in media abbiamo 60 pazienti. Gli uomini sono più colpiti delle donne, perché gli uomini sono sempre sulla trentina, quarantina. Le donne 20, 25, perché naturalmente si dice che prende più gli uomini che le donne. Però siamo in fase di declino, non è come prima. Sta diminuendo la lebbra in India, perché naturalmente o per la profilassi che hanno mandato noi da innanzi, capito? Abbiamo 20 cliniche in Bombay, noi siamo fuori da Bombay, ma il governo ci ha dato un'area che abbiamo il debito ponere 20 posti, si chiama health post, no? Come in inglese, vabbè, health post, come dispensario. E non si dice si alternano, o no, in corsia. Ma abbiamo su 30 piscine che lavorano con noi, che sono pagato, sono assistenti sociali, professorelle,
andavano a visitare, come le cliniche sono diminuite, come abbiamo detto. Quindi Però, ha assistenza pure da dottore, se ha, in cui tutto, il dottore, i dottori sono religiosi o sono laici o volontariato? no, sono tutti pagati da noi, due sono indù, un'altra è un'altra religione, ma sono tutti, cioè noi li paghiamo, nessuno volontario, in India sul volontariato cristiano non esiste. Con soldi emergency, con soldi Medici Senza Frontiere, ecco, questa zona non bisogna arrivato ormai. No, noi non abbiamo saputo mai una richiesta di solidarietà. A noi ti hanno già aiutato nella finanziaria, è stata la Germania, l'Italia e poi un po' la Svizzera che adesso si è distaccata. Però la Germania ci ha aiutato e ci aiuta ancora. Poi ci sono stati amici dei lebbrosi, come non bisogna più, ma in Italia pure non c'è più quel sentimento di aiutare questo lebbroso. Questa partecipazione, insomma. E l'Italia sempre, noi sa provvidenza l'Italia non manca mai. Pensa se pizzina schiacconate di più noi, vamos una cantina di pizzine. Su plus, tutti sono adottati dai gente italiana, adozione a distanza, come si dice. Questa sono questa casa famiglia, Lucino, sono i sul lebbrosario. È un'altra struttura, insomma, questa. Un'altra struttura, non c'entra, è un'altra struttura che noi curiamo in pure Sardegna. Sapete, nel abbiamo fatto adottare 40 kg, è nata adottata, tra Sassari e Bizzi. In Bizzi pure è nata, e chi è mascurtata è contenta che donare, che in Bizzi va minimo 10 persone che aiutano a questa stizzinetta. Ma non spinare per non studiare. Quindi è un'adozione a distanza, cucinare, no? Se non fossero aiutate sarebbero tutte o malate di lebbra o malate di tubercolosi. Il contagio, quando sono minori, è micidiale. Perciò noi le prendiamo da quando sono 5-6 anni, andiamo già a scuola, fino a quando sono in terza media. Poi si separano. Si quieren continuare oppure si quieren fare, non so, sarta oppure esame di rivista, un po'. Però a tutte diamo un lavoro, cioè che rimangano in piedi da soli. I genitori non possono. Quindi questa pizzina sono orfana ufficial de babbo e mamma lebbrosos, insomma, malaidos. Orfani, in 80 bambini abbiamo 10 orfani. Già sono Isar de malaido di tubercolosi ecco. o Isar de malaido del babbo o la mamma, uno di loro. Magari adesso non sono più cronici come prima, però non riescono cominciato noi a dare un'educazione, non deve interrompere, cosa mamma magari è sanata, poi sono poveri, non vivono di niente. Chi è più che un lebbroso a lavorare? Questi sono mendicanti, oppure si avanzano a fare qualche lavoreggio delle cose, dei sorti, qualcuno che lo stirca, oppure calzolaio, metà sono calzolaio. Ma una vita un po' sacrificata. In questo rapporto che sul governo dell'India, cioè, è riconosciuto come un'istituzione? Sì, certo, siamo riconosciuti. Naturalmente Nordana Gianmecchina base come non l'ha data India. Prima, siccome l'India non l'ha ancora scoperta, ti mandata dalla Germania e dalla Spagna a certi posti. Invece come l'India ha cazzapato dai Mecca, non come, sarà un decina d'anni che ci passa la medicina base che sarebbe il lamprene, che sarebbe la medicina base per la lebbra. Perciò aiuta il governo. E poi quando noi facciamo una richiesta, data una piccola pensione a quelli che sono proprio disabilissimi, magari che sono rupias, un qualcosina, ecco. Comunque,
idete che siamo dedicati a noi, sì, idene che siamo dedicati, perciò i sosturi sono riconoscenti, diciamo, perché ogni anno non danno un bonus sia per i lebbrosi, per i malati, sia per le bambine. Perciò ecco, il governo ci sostiene, andare cose se non come dovrebbe, però i nari non ne danno. I nari fa, poi i nari non di nada. Poi io sono convinto di noi se lo sostegni dall'Italia, dalle cose, insomma, in un modo anche cosa ci aiuta magari in viveri e così. Isco che su l'ospedale è in un villaggio di pescatori, proprio in estremo di Bombay, che come si chiama? Quando noi siamo stati, Bustiai, su 70 seste, in che non vai a nessuno, su vescovo di Bombay, a Samare non gli quería dare il permesso di padiaca saloni notte. Caiti un loco di malfamato, in tutto pescatori, che si queriano impare, che sono tutto rivalista, ma noi questo terreno non l'ha dato un induista prezzo stracciato, ed è bellissimo, sta come la fotografia. Sono 2 ettari di terreno. Quando sono venute a Sassuolo, sul primo momento, è una desolazione, pieno di malati, pieno di zanzare. Ma poi con la bonifica e con la cosa si è andata avanti, poi lo sai, quando ci mettono piede i religiosi, in questo periodo poi vai a una comunità di religionili, ci hanno aiutato tantissimo. 2 fratelli che nos hanno aiutato per andare da innanzi su ospedale nostro e essi poi hanno fatto una casa della carità per disabili fisici e mentali, che esiste tuttora, vicino a noi, vicino. Siamo molto collegati. Chissà popolazione, cioè, che so che bisogna per questo villaggio, come ti rapportate, in quale lingua comunicate, schinisono? Non che devi imparare per forza Zindi, se non frega, sa Zimbisori, no, che l'inglese zero, assolutamente. Devi imparare sa Limbisoro, che è la lingua madre sarebbe il Marathi che è un po', però se hai da un Zindi, comprendono tutto. Naturalmente, io Marathi lo comprendo, ma non la vedo. Io Zindi, a quando hai imparato una lingua no, che non ha sprussi abbastanza. L'inglese non esiste, Ascolta, l'inglese so che sono in cosa, sente che sa cale ti rapporta, ischini che esiste una Sardegna, cioè che dai non bevi tu, oppure semplicemente ti considerano come un'italiana? No, io ero di Sardegna, come mi ho fatto io di Sardegna, no, guarda, questa piccola porzione è il mio paese. E io si dice no, ma che bel mare, non è come quello che è qui, su questi no che è lutto, praticamente. Noi siamo a questo ospedale nostro, in strada, la moschea, sul mare. Insomma, è l'appuisto che è proprio in una penisola, proprio, da cui non si può andare da innanzi, tocca da tornare solo orta, insomma. No, non binate siti in cura, non ce n'è. Comunque, ma la gente ci vuole bene. Sono pescatori, mischino, tanto sono malati di lebbra. Sul primo pesca chi pesca nesta Sassuolo. Sul primo annata le cose sono per le suore. Poi lo offrono pure sui pazienti. Perciò, deste, gli indiani è riconoscente questi anni. E specialmente sul povero. Sul ricco sono uguali dappertutto. Poi non si interessa del povero. Ma sul povero è metta, come si dice, semplice, condivide. Capito? Perciò per noi è una gioia quando veramente li vediamo che stanno bene, che possono tornare a casa, che possono ritornare a pescare. Così solo sul sostegno solo è la pesca. Che in questa questione su
Eh. vengono anche da fuori, a Ah, 100 km, che sono mandati dal health post, dai dispensari del loro paese, del loro villaggio, li mandano qua da noi, perché noi siamo l'unico ospedale a Bombay che tratta i malati di lebbra. L'unico. l'unico. Cavolo. Che in questa questione del coronavirus, come potete rapportarne voi in cui? E noi hanno vissuto questo coronavirus fino a che davano un bit, non vai a traccia. Dopo vimos allerta, i dottori non sono andati diretto dai sapati, non ammestimos più a nessuno. Sono sono inoche, di mannate che sta bene di scannare, ma poi tancamos. Infatti noi siamo stancati su 20 di marzo. E non si è 20 di sviluppato marzo. nessuna contaminazione, si è sviluppato, uno è riuscito a proteggere. Niente, qui non c'è stata nessuna connessione col virus. A Cannes è arrivato, che non sono nato, che vai a caso, in Versova, ha cominciato uno, di cui col musulmano che sono ora del conto, che non servono a nessuna legge, perciò hanno contaminato uno, l'hanno applicato diretto, ma poi come sono una ventina nel suo villaggio. Ma noi non abbiamo niente a che fare, non abbiamo sposto manco suonare dai ora. Non siamo né creia né visita famiglia, prima andiamo non si dia creia, la missa, che non Milano si no che la missa, dobbiamo andare in parrocchia. Ecco, Sono ecco. un quarto d'ora camminando, manco un rosario di minuti. Però andiamo donzi in parrocchia. E poi andiamo a visitare la famiglia, donzi sabato andiamo a vivere altre famiglie che hanno bisogno. Come niente, come siamo magari abbiamo nato su schina curso, si non ha di vivere, abbiamo preparato 100 buste, 100 cose, che su riso, che su vegetable loro, con tutti gli ingredienti. Perciò Eniana stai solo sul cancello e gli diamo sul pacchetto. È il pacchetto. Eh. Comunque, la missa all'uccito da poter seguire già i bici di missa grazie a BC TV. Io me la ido dal dia dopo, ma basta scrivere. Inoltre non sto contentessa, San Dove, su strada non posso ascoltare la missa sola. Ma tanto è valida su A Matteo. Stagioni che canta giusto tutti in ospedale, Vincenzo e mi ascolta Don Totoni, non era più. Da Pilonaro, ma te se l'ascoltarne pure lui, comunque come tanto verso la schimbe quarto so inie però trasmette sa missa e quindi a Pilonaro tanto saluto dai Lucia chi Saluta me tanto. E poi ringrazio Saida e Vinci, capisco chi mi chiede metta bene, chi mi sostiene, chi sa preghiera, chi mi sostiene, chi incarica aiuto valido, come tipo anni prima. E poi, visto che io dei vizi non mi sono mai dimenticata, io mi pare che sono partita ieri Bustiano, e vi manco chi invanta 3 anni, grazie a Dio. Perciò non... una vita. Pensa sul dialetto, non mi ha dimenticato una parola. Da soidenne chi la su Vizzichesu la è da sa come te la è do io, insomma, siamo su. E stamatessi Quando sono andato sul campo 2 anni fa che Don Totoni mi ha aiutato, ha dato Giuseppe e sono spizzino il minare. Sono Lucia, ma io sai da commentare da mamma e da me. Beh, potrei essere da detta tua. Ho 72 anni. Con Giuseppe proprio questo. Giuseppe questo. Ma voglio se si mischiano che si italiani. Beh, la contaminazione è sempre, Lucia, che hanno... Però la limba scontaminata sono pure via, chi non sono contaminata sono la limba morta, in questo un arreio, un pacchetto di gas, insomma, però insomma, l'importante è che si mantenga la raichina della limba, ecco, e poi finché si da largo la mantenete più di noi, sì, paragonato chi sente che state in Australia, sa stessa cosa, insomma, cioè, la parola salippa, per esempio, no che come saleine, ma però si nella salippa e cose del suo genere, insomma, che si perde. Però tu consideri
Io 42 anni sto in India, ma poi andato mai usato che nessuno. Ma resta è una limba mama este. Canta io, Ave Maria, canta io, no posso riposare. E le sorelle mi dicevano, Luci, che lingua è questa? È la mia lingua, la devo salvare. Mi pugnano a ridere. Comunque, poi naturalmente, da lì si sappiate nemmeno, mi telefonaia, da tre battute sacchita, abbiamo sempre dato su Sardo, che Mario, sempre Sardo, perciò non è che sono stata sradicata del tutto, ho parlato, però in notte, comunque quando mi capita, se viene qualcuno carchisardo, piccolata, dopo su Cruz sono campidanese, poi non speak in giro, non batto niente anche su campidanese che su. Oh, non corresa stessa, io sono du corresa. E una ragionata si può sempre fare. Certo, certo. No, che ti sono mandando tutto lo saluto, Lucia, binata tanto, insomma, proprio tanto, ma pure che tu persone che sono in diretta, ma poi non me lo marca tutto, quindi si presuppone che tu 50 persone siano ascoltando questa intervista. E beste pure Zorrastra tu a Sicilia che te mandano lo saluto. Pure Sicilia beste in linea, allora. Se a Torino per una rastura, a Torino meschina non penso che la a Sorremea di Manno a Lucia chi vi l'ha capito l'intervista mi sono dimenticato vedete una cosa che vi devo ponere a Lucia Sorremea della che vedere a zia Torina già diretta però vi la che vedere tanto resta registrata questa resta te e si può vedere pure dopo si può vedere non ti diate la crammola che sono Lucia care Lucia si a Torino Lucia Pala Lucia si a Torino sono bacanne perciò ascoltate adesso non vi credo da India. Ma da sono ambasciativa, sì, senza Lucia Serra, insomma, Kimunna e così via, sono sempre in arreio dei chinati, insomma, si imbeneni spesso. No, io a Torino minimo 3 via su mese la crama, minimo. Ma mi piace che, insomma, è una sia, chi è famosa, sia Torino, basta. Poi è simpaticissima, non va a tenere. No. Poi quando ma come non ci basta, vamos a gustare. A ragionare. Sia Torino. No, troppo in gamba è. Bene, Luci. Va bene. Penso che saluta ai David che ti sta ascoltando che sono tutto canto tutto non iscrivendo Suor Lucia un abbraccio ciao Lucia Antonietta Pinto ci riaccodui binnata a uno trabello da sente vinasa uno che Bobore Bussa che non è manco in Sardegna che in zona nordica sta ascoltando l'intervista tua Bobore è un amico mio che sì che ti e pure a BC TV. Non ho fatto lume, non offenda qualcuno questi anni. No. Tutto a te. A tutto, certo, non tocca a che non. Specialmente i giovani che hanno dopo con noi, si stanno stati, hanno 3-14 anni, come ne hanno 22 o 23, perciò vi saluto, metta, e mi raccomando, come ho usato con noi io, no? Che un po' così, però insomma un pochino di aderenza a quello che credevate prima, mi raccomando, compreso Azze, Zovanetto. Sono ascoltando su così. Sì, no, mi conoscono in tanti. Hanno fatto su campi Sannosata, perciò è stato bellissimo. E ho canno manco novena Lucide Sannosata che in questo balla de pestulessa, come non so come si organizzano. Io ho messo posto a disposizione, giapponata chi te voi, la novena io si che la trasmetto, ma penso che comunque hanno sbloccare pure qualche cosa come sul governo che hanno lasciato entrare la Santa Creia, non era a denti in mezzo su novembre 1 ma che in una distanza
stabilita, penso che lo sa entrare, però come Galo no. Non abbiamo sacre, così, Eh. Comunque, Beh, la logica... sono stata la fatta, io l'ho proseguita. E la sanno... No, infatti la novena di Santo Iogli, come ti cusa che biti in questa dia. Sono stato in marzo, con Totoni, tu hai fatto qualche cosa. Io ho trasmesso la missa di San Nosata, ho trasmesso. E non bevete questo prittero di Aterue, pure Don Totoni, insomma, io ho trasmesso la missa e la pratessone, ho trasmesso, hanno colato. Poi ho candidiamo come si organizzano. Speriamo che bisogna stare nuova scabienza se non viene San Nosata. Se Dio scherza, a nuova deve venire in Italia e speriamo che questo virus sia morto, così non nos buttiamo giù. Manco muovere, allora. Va bene Lucia, tanto saluto, state bene. Adios e a men survidere. Ciao ciao. Specialmente i miei parenti, saluta la tua famiglia, un abbraccio a Tonietta, Lucia, le due Lucie, Eleonora, tutte queste. Giovanni e Bustiano. Maria Annunziata, Elena, Lucia, Dino, Giuliana, tutti, mi saluto. Tutti los parentesi. A men survidere. Ciao Bustiano, ciao. ciao.